Il nostro viaggio comincia sulla Riviera Ligure al confine con la Francia. Siamo in Liguria, sulla riviera di Ponente, provincia di Imperia, a pochi chilometri dal confine con la Francia. È un piacere, ciao. Matteo Scandolera è un agente immobiliare che si occupa di case di lusso. Quel bel palazzo, quella è Villa Regina Margherita, che fu la seconda dimora della regina Margherita di Savoia, e ora invece è una struttura per eventi, mostre e matrimoni. Questo era l'ex hotel Esperia, ora trasformato in appartamenti. Qui sulla destra abbiamo l'Angst, era un bellissimo albergo, oggetto di una totale trasformazione e conversione in appartamenti. Che tipo di appartamenti sono? Diciamo che è un taglio medio-alto, le richieste sono con una clientela più internazionale. L'arrivo in massa degli stranieri sta cambiando il volto della Riviera, che fino a qualche anno fa era la meta preferita delle famiglie della borghesia piemontese e lombarda. Ora invece comprano casa qui persone che arrivano da tutto il mondo. Tutti con una grandissima capacità di spesa ed esigenze ben precise. Sono 1900 metri quadrati Di casa? di casa, con un ascensore interno. La casa è stata ristrutturata pochi anni fa dai precedenti proprietari, da un architetto qui di Bordighera. E l'operazione quanto è costata, se si può dire? L'ultima cifra richiesta era 18 milioni di euro. Esempio di come appunto la flat tax ha attirato in Italia una famiglia alto spendente ma che vive qui tutto l'anno. Che abbiano utilizzato la flat tax l'hanno detto proprio loro? Sì, la flat tax diciamo li ha spinti a farla diventare una casa di tutti i giorni. Le case che Matteo fa vedere ai suoi clienti internazionali che vogliono venire a vivere in Italia sono tutte ville di centinaia di metri quadrati, come questa, con terrazzi, giardini e piscine. 4 camere, 3 bagni e circa 1500 metri di giardino attorno, una bella piscina. Quanto costa questa casa? 1.980.000, intorno ai 7-8 mila euro al metro quadrato. Il prezzo medio delle case è salito negli anni? Una combinazione di fattori sta facendo salire questa zona, le province di Imperia e la provincia di Savona, in maniera più elevata rispetto alla media regionale e la media italiana. Come sempre è il mercato immobiliare il primo ad adattarsi velocemente ai cambiamenti. Anche chi ristruttura vecchi casali lo fa pensando ad acquirenti facoltosi. Questa nuova costruzione che Matteo ci fa vedere è appena stata messa sul mercato. A quanto si vende? 1.850.000. Per 400? Per sono 447 metri quadrati. Beh, è quasi un affare. Diciamo che per essere in Riviera è un ottimo prezzo al metro quadrato. Per questa villa di quasi 300 metri quadrati con vista direttamente sul mare, invece, ci vogliono 3.800.000 euro. Praticamente quasi 12.000 euro al metro quadrato. Molte case non hanno lo spazio proprio per l'esterno. Esatto, per avere un esterno, per avere una piscina. Abbiamo tante terrazze sotto e un piccolo boschetto di pini marittimi qui sopra. I ricchi stranieri arrivano in Italia perché se prendono la residenza nel nostro paese possono pagare una tassa fissa di 200.000 euro all'anno, quale che sia il loro patrimonio, milionario o miliardario. Tommaso Maiga è un commercialista. Con il suo studio si è occupato spesso di assistere clienti stranieri che si sono trasferiti in Italia. La fase iniziale, diciamo 2018-2019, abbiamo ricevuto molte richieste in termini proprio di consulenza, no? Cioè cercare di capire in che cosa consisteva la nuova normativa. Poi è ovvio che da questa montagna così, diciamo, di clienti solo una punta è stata quella che poi alla fine ha deciso di spostare la residenza e di usufruire di questo regime vantaggioso. Qui da noi è qualcuno che comunque si innamora del posto. Chi sono quelli che hanno approfittato della flat tax? Il profilo ideale è quello di una persona di una certa età che magari ha lavorato, e magari lo è stato un manager, ma non lo è più, ha un patrimonio importante, una persona che vive di rendite, ancora meglio vive di rendite di capitale, perché è su quelle che viene ottimizzata la cosa.
Il punto di forza della Riviera Ligure è la vicinanza con il confine francese. L'aeroporto di Nizza è a meno di un'ora di macchina. Dal punto di vista immobiliare, comprare, mantenere e rivendere o lasciare ai propri figli un immobile in Italia è estremamente più conveniente rispetto alla Costa Azzurra. E quindi tanti francesi vengono, si trasferiscono. Nell'ultimo anno abbiamo visto acquirenti di nazionalità che non avevamo mai visto prima, Polonia, Ungheria, le Repubbliche Baltiche. L'arrivo di ricchi stranieri sta attirando nella zona investimenti di lusso. In questa caletta c'è il Twiga Baia Benjamin, il famoso club esclusivo aperto da Flavio Briatore e ora acquistato da Leonardo Maria del Vecchio. La posizione è strategica. A meno di 10 minuti di mare c'è Monte Carlo. Tre chilometri quadrati di terra in cui vivono 39.000 persone, la più alta concentrazione di ricchi al mondo. Sì, sorpassa Dubai, sorpassa Singapore, sorpassa Abu Dhabi. Qui è veramente inaccessibile se non hai un certo tipo di reddito. Qui un monolocale è 1 milione di euro, un posto auto sono 200.000 euro, un posto auto, non un garage. Tutti vogliono venire a vivere qua, perché qui c'è una tassazione strafavorevole. Praticamente zero, le società pagano poco, le persone fisiche pagano niente, hai dei servizi favolosi, tutto è tirato a lucido. La media di Monte Carlo è 50.000 euro al metro quadrato. Il quartiere nuovo di Monte Carlo, che hanno inaugurato pochi mesi fa, si chiama Mare Terra. Siamo oltre i 100.000 euro al metro quadrato. Costato oltre 2 miliardi di euro, con 110 appartamenti e 10 ville di superlusso distribuiti su 6 ettari, il nuovo quartiere Mare Terra si chiama così perché è stato costruito letteralmente in mezzo al mare, con fondali che arrivano anche a 50-60 metri di profondità. Un'operazione immobiliare realizzata per rispondere alle migliaia di nuove richieste di residenza che arrivano ogni anno. Qui lo spazio è finito, sia per le persone che per le barche. E allora ci sta pensando l'Italia. Questo è il porto di Cala Forte, si trova ad appena 20 minuti dal Principato, nel comune di Ventimiglia. È qui che arrivano le barche di superlusso che non trovano posto a Monte Carlo. Aperto ad ottobre del 2020, è in concessione alla Monaco Porti, la società che si occupa della gestione tecnica e commerciale dei porti di Monte Carlo. Ha 178 posti e può ospitare imbarcazioni grandi fino a 77 metri. Il porto di Ventimiglia è collegato attraverso una navetta. Collegato al porto di... Che lì, cioè, quindi io lascio la barca qui e poi mi faccio accompagnare? Sì, è un servizio dedicato ai clienti del porto. Adriano Catalano è l'assessore all'urbanistica del comune di Ventimiglia. Ci spiega che il costone alle spalle del porto sarà oggetto di un progetto di riqualificazione. L'intervento alle spalle è funzionale all'idea di connettere questo gioiello con il resto della città. Quindi sarà sviluppata su quel costone, su quel giusto? costone, quindi ci sarà la riqualificazione di questo versante. A ovest ci sarà l'albergo. Là, diciamo, e poi le case in questo costone. Il progetto si chiama Borgo del Forte e prevede la costruzione di un hotel 5 stelle e di 60 appartamenti di superlusso. Costerà 200 milioni di euro, tutti soldi privati e, anche questi, in arrivo dal Principato. Un investimento a lungo termine che coinvolge tutta la città. Su questa ex area ferroviaria si prevede la costruzione di una prestigiosa scuola internazionale in grado di accogliere fino a 600 studenti, ovviamente a pagamento. C'è una vicina scuola internazionale a Monaco che già satura, ha già una lista d'attesa incredibile. Quindi noi abbiamo la fortuna di essere prossimi al Principato di Monaco, che è già un hub internazionale dove arrivano famiglie da ogni parte del mondo. Non ha paura che la città diventi troppo a misura di ricco e magari non se la possano più permettere le persone normali? Guardi, per fortuna questa è una città grande, quindi c'è la possibilità dal punto di vista alloggiativo per tutte le tasche.
Quello che sta succedendo invece è che grazie a questi investimenti privati il valore immobiliare si è alzato. Significa anche che le case costeranno di più però? Sì, no? Noi siamo però una realtà in cui siamo molto proprietari di casa e poco in affitto e quindi credo che questo possa dare soddisfazione a tanti. Quale sarà la ricaduta per il territorio in termini economici? Quando si parla di un investimento di 200 milioni si parla dell'effetto moltiplicatore per 3 volte. Eh sì, si spera che ricadano pure sulle persone normali, no? Che Certo. magari non vanno all'Hotel 5 Stelle, perché poi il Esatto. punto è quello, no? Sa quanto genera di interesse pubblico in termini di nuove opere questa operazione, diciamo, da 200 milioni di euro? 25 milioni, vi assicuro, per un'amministrazione di 25.000 abitanti, faccia il conto, parli con altri sindaci qua intorno, le diranno quanto è fortunato Di Muro. I comuni della Riviera di Ponente stanno facendo a gara per attirare investimenti stranieri e soprattutto ricchi turisti e nuovi residenti. Tutti vogliono approfittare della vicinanza con il Principato e investire sul settore dell'accoglienza di lusso. Mi auguro a questo punto guardino a noi, guardino al nostro territorio, perché nel Mediterraneo è ancora un territorio con delle potenzialità inespresse. Abbiamo il Casinò, abbiamo un centro ippico di eccellenza, un centro velico, un campo golf 18 buche internazionali. A Sanremo, ci dice l'assessore al turismo Alessandro Sindoni, sta arrivando un investimento milionario, ovviamente straniero. Si tratta del fondo britannico Reuben, che ha stanziato 110 milioni di euro per l'ampliamento del Porto Sole, con la riqualificazione del Porto Vecchio e dei quartieri adiacenti. È il solito hotel a 5 stelle. Tutto per accogliere sempre più yacht e barche di lusso. Me lo auguro perché vuol dire turismo di lusso, turismo, perché in realtà stiamo guardando a questo. Ad esempio, quello che notiamo non soltanto per il porto, ma intanto la nascita di hotel 5 stelle di lusso, dove in altre parti chiudono, qui aprono. Diciamo che sono segnali veramente importanti. Io mi ricordo ho cominciato come giornalista a fare delle inchieste contro la cementificazione della Liguria all'inizio del 2000 al 2010. Era una cementificazione assolutamente targata centro-sinistra. Si era arrivati a un disastro, porticcioli ovunque, un posto barca ogni 47 abitanti, credo un record mondiale. Ferruccio Sanza è un giornalista e caporedattore del Fatto Quotidiano ed è stato anche consigliere regionale in Liguria. Secondo lui, le ricadute economiche sul territorio alla fine saranno molte di meno di quello che raccontano gli amministratori locali. Sono tutti posti di lavoro poco qualificati, sono posti di lavoro quelli e soprattutto di breve durata e con un bassissimo reddito, sono stagionali tendenzialmente sia nel turismo sia nelle costruzioni, non lasciano quasi niente in Liguria. Ci sono dei paesi in Liguria dove i prezzi sono assolutamente inaccessibili agli abitanti e questo cosa ha fatto? Ha creato dei ghetti. Ci sono dei paesi a 5 stelle e ci sono invece alcune parti di città come Genova dove si sono concentrati tutte le persone che hanno meno risorse e hanno spesso più problemi e hanno meno servizi. Ecco, questa politica qua divide completamente il tessuto sociale di una città e di una regione, da una parte i ricchi e dall'altra i poveri che lavorano per loro.